O ragioniamo bene su questo tema senza preconcetti, o probabilmente rischiamo di fare una non azione, e questo genererà anche un problema per tutto il tessuto produttivo. Nei giorni in cui cresce la discussione sull'accoglienza dei migranti, con i sindaci che chiedono di non essere lasciati soli nella gestione, interviene il direttore di CNA regionale con un ragionamento che va oltre. C'è una questione umanitaria che non va sottovalutata, e quella va trattata in quanto tale. L'altra parte dell'immigrazione invece deve essere controllata. Un pezzo di ragionamento rispetto alle figure professionali, rispetto alle richieste delle imprese, rispetto a quelli che sono poi gli spazi di lavoro, dobbiamo farlo. Per Ribona è necessario abbandonare ogni preconcetto legato all'immigrazione. Qui bisognerebbe fare una politica di strategica di lungo corso, perché il tema è: che immigrazione vogliamo, che profili professionali ricerchiamo e da che territori, e come aiutiamo il fatto che le persone vengano con dei percorsi regolari e in una dinamica di accoglienza, di inserimento e di integrazione. Ogni richiesta di manodopera qualificata fatta in questi anni nel 50% dei casi è caduta nel vuoto, spiega ancora Ribona, che comprende la posizione di quei sindaci che chiedono una gestione nazionale e ancor più europea dei flussi migratori. Hanno ragione i sindaci. Il problema non sono mica i sindaci si trovano nella situazione di dover affrontare un'emergenza, bisognerebbe coinvolgerli in un ragionamento più ampio e dopo alla fine non metterli uno contro l'altro.